con Dario Venitucci alla fine della partita. Allora, in questi casi non c'è tanto da dire, no? Abbassare lo sguardo e pensare alla prossima, però certo abbiamo sentito anche il mister, comunque c'è da rivedere questa partita per capire quali errori sono stati commessi e già dalla prossima avere sicuramente un atteggiamento diverso. Sì, oggi abbiamo sbagliato credo proprio tutto, prestazione, abbiamo preso due gol sui nostri errori, probabilmente a livello fisico ci hanno sorclassato e non deve succedere e dobbiamo sicuramente rivedere gli errori che abbiamo fatto e cambiare atteggiamento perché sennò poi diventa dura. E tu che appunto l'hai vista dal campo, è più dei meriti della Clivense o i meriti dell'Academy Platero che comunque ha fatto la sua partita, però certo una Clivense che non ci aspettavamo così sottotono quest'oggi, visti anche gli ultimi risultati favorevoli. Sì, è un peccato perché arrivavamo da due vittorie, quindi credo che a livello mentale c'eravamo, però credo che oggi non siamo entrati in campo. Sicuramente più dei meriti nostri che loro hanno fatto la loro partita, sapevamo che era una squadra molto, molto fisica, abbiamo preso due gol su nostre disattenzioni e poi sul 2-0 diventa dura ribaltarla. E poi ti chiedo anche un commento finale su quel doppio rigore che proprio non si vede neanche no, nei campi dell'oratorio, che il giocatore che, l'arbitro che non si accorge che è appunto il giocatore che aveva appena espulso era uscito dal cambio, quindi ti ha fatto ribattere le calcio di rigore, quindi cose veramente mai viste. Sì, beh, poi ho sbagliato io, però cioè, il giocatore era rimasto lì al limite dell'area, non so come ha fatto ad non accorgersene, però vabbè, è andata così.